e de me bielo chiaro di carnio e su do il bondi. Un biel bondi perché la natura attenti su e è sbocciato e florido splendoroso. Voi noro vini in più da fuori, e hai veduto i prati, i boschi, che sverz del nostro cielo da dei pezzi, dei laghi, i prati in rosa, insomma, spettacolo. E sono venuto io proprio a Chincianate, Val Pesarino, chiamato così, per 300 anni di vita di aziende solari. E viene chiamato questa zona, questo valato, la Valle del Tempo. Per bieleccio di 14 arlois posizionati a di lungo la strada che porta fino a Pesario. Un sottomuseo all'aperto ideato dei nostri sarloiars, appassionato che avevo sempre lavorato con gli arlois, modelli unici e interessanti che non mostrano l'evoluzione e la tecnologia con la da tempo. Sisto Solari, un pioniere, raccontava ai primi del 1900 che le ruote dei vecchi orologi venivano tirate su nel fuoco da una barra di ferro e lì a ricavare i denti. Tutti i meccanismi per battere le ore venivano forgiati a mano e dopo non rimaneva che dare una passata con la lima, un lavorone. E da questo testimonianza sono passati ben 100 anni. La Solari però è continua a contare la sua storia. E a contare la sua storia che proprio te azienda i 7 persone che rappresentano la Solari. Allora Katia Bredeoni, intanto grazie, di si rivado su da Udine a questo qui te Solari. Allora curo il marketing, è responsabile di azienda guidato da Presidente Paniccia. Allora prima gli hai detto che venivo fatti a Lois, passati tips, come la Solari, ci vuole dire per niente. Intanto vi ringrazio perché per me è sempre emozionante perché sono legata a questa azienda sin da quando ero bambina. Per me sentire Solari mi si sono sempre illuminati gli occhi e ho avuto la fortuna poi di venire a lavorare in Solari. È un pezzo di cuore, un pezzo su Udine e un pezzo su Pesaris. Penso che tutti lo sappiano e l'abbiano capito, anche quando vengo su io sto bene. Pesaris è veramente un posto meraviglioso e ogni volta quando arrivo conosco e capisco sempre più cose, ma non tanto dell'azienda, che quello insomma fa parte del lavoro, ma soprattutto delle persone, quello che ci mettono, il sentimento che hanno e anche l'attaccamento a questo territorio. E io parlo spessissimo alle persone che me lo chiedono dell'attaccamento che c'è verso l'azienda come entità industriale, verso questo territorio. Ed è una cosa che mi ha insegnato e che ci ha insegnato anche il Presidente, perché lui ci tiene tanto, poi il sindaco lo sa, che Pesaris non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza. Ed è un punto di partenza soprattutto verso il futuro ed è questo il senso che noi abbiamo dato, stiamo dando ai futuri 300 anni. È una responsabilità grandissima perché prima di noi ci sono state delle persone straordinarie che hanno portato il nome di Pesaris, il nome dei Solari e il nome del nostro paese in senso generale in giro per il mondo ed è una cosa che è unica, non ci sono tante aziende che possono vantare questa cosa nel mondo, sto parlando proprio nel mondo. Se uno pensa al brand Solari in senso stretto e lo confronta con anche altri nomi molto altisonanti, si rende conto che Solari ha un valore ben più grande e questa è una cosa straordinaria, unica e irripetibile e ritengo che sia così per la gente. Se non ci fosse la gente tutto questo non sarebbe capitato. Grazie di questo speravolo Katia e son speravolo di speranza. Come chiesa il nostro Presidente che dicevo che la montagna oggi può essere un modello di economia sostenibile al quale guardare e i cui equilibri
vanno gestiti con saggezza. Assolutamente vero. Penso che questo posto in particolare, ma anche altri in Friuli o comunque in Italia, possono essere dei luoghi dove si sviluppano anche delle eccellenze. In fondo noi l'abbiamo sempre dimostrato, siamo stati eccellenti sin dai tempi antichi con gli orologi da torre e vogliamo continuarlo ad essere. Fa parte dell'identità, l'eccellenza della meccanica, l'eccellenza dell'ingegno. Penso che si possono riempire libri rispetto a questi argomenti e il nostro compito è quello di continuare a portarlo avanti e far sì anche che i giovani ne siano consapevoli, in modo tale che capiscano il valore di questa terra e di quello che ci sta dietro. Ma io ho grande fiducia perché i giovani, a differenza, voglio dire, nostra, perlomeno parlo per me, hanno cominciato a riapprezzare queste cose e al di là, voglio dire, dell'altissima tecnologia, loro cercano l'autenticità e qui la possono trovare. Grazie di cuore, come che lavora Scini, Erika Gonano, un Scini più raro, un gruppo attento e problematico, ma anche all'ingegno, come l'arte orologiaria, cultura e formazione da territori, anche la biblioteca di Prat è dedicata a fermo solari, come l'Istituto Tecnico Industriale di Tumic. E se qui io, Erika, a ricordare 300 anni solari, ci vuole di parte. Poi intanto buondì, grazie a Novella di essere sempre presenti sui nostri territori e grazie a tutti che ascoltano. È una grande emozione per noi tutti che stanno, che è un anno celebrativo per questo importante appuntamento per noi, che alla dislunga sulla nostra storia, alla dislunga sulla grande capacità dei miei concittadini, in tal passato ma anche dal presente, di essere una parte importante non del Friuli Venezia Giulia ma di tutta l'Italia. E fa emozione essere qui insieme a che sono gli eredi della famiglia Solari che in qualche maniera si hanno dato vita a questa storia, ma anche a chi come a gestire la Solari. E volevo ringraziare in questo frangente il presidente Paniccia perché l'ha fatto un gran gesto per questi 300 anni, ha voluto riunificare un po' la storia, perché sapevamo che a un certo punto la famiglia si era un po' dividuta, era stato degli stabilimenti e come è stata una riunificazione. E questo per me è stato un gesto importante per festeggiare i 300 anni. E noi siamo una vallata che pure sente scerata e abbiamo sempre avuto grandi rapporti con il foresta. Tanti dei nostri noi sono las pas Germania, sono las pas Americas e da pardula che sono là si sono fatti conoscere per il loro ingegno, per le loro capacità, ma anche hanno saputo portare qui idee, innovazioni che hanno fatto crescere e sviluppare e noi siamo eredi e quindi essi buoni di tenere alta questo grande compito che hanno mandato i nostri predecessori e quindi come voglio impensare dal mio modo che possiamo e quindi valorizzante ciò che loro hanno fatto e di questo va adattata anche all'associazione Amici dalla LOI che fa un gran lavoro di recupero e di ricerca, ma anche di tutte le azioni che stiamo facendo per valorizzare il museo e per tenere viva questa tradizione che vive. Per noi come comune la cultura è un aspetto importante, tu l'hai detto prima, allora parlerà che di cultura non si mangi, ma è vera invece che è importante arrivare a mantenere non solo la tradizione, la storia, in un con l'innovazione, perché l'identità è un aspetto che non solo hanno rint la radici, ma che hanno fatto secondo me tal mondo con un'alta aspettativa. E quindi sì, noi abbiamo questa vocazione e a questo stiamo lavorando sul museo e anche la comunità montana da Chiarnia che ha un edificio
stanchiaie pensante di valorizzarlo e stincere di valorizzare le persone che hanno fatto la nostra storia, ma anche che faranno la storia di a chi in davanti. E quindi grazie di questa opportunità con grande emozione per questi 300 anni che noi speriamo che possano non solo raddoppiare ma triplicare eccetera. Un buon esempio, Erika, che tu dai come primo cittadino che tu vieni comunità qui di Praga. Grazie. E come senti la storia di questo famoso Solari che sbarnicciava in tutto il mondo. E così la parabola al CEO Solari. Lui fa parte del settimo generazione dei Solari. Ecco. Del testimonianza chiaglietta di Alfeo Solari Sopari, classe 1999, chi chiati subito ai libri storici La Carnia di Antonelli, lui al conto che anche mio padre e i suoi 2 fratelli sono andati a Vienna a imparare il mestiere con un contratto di 5 anni senza paga e solo mangiare. Passati il film al cielo. Come c'è mutese la storia? La storia, ad esempio, che noi abbiamo avuto il piacere di studiare, di fare ricerca, di cercare elementi, documenti per valorizzare, hanno fatto scogliere ogni di novità estremamente importanti. Quindi noi riteniamo che questa storia qui viene valorizzata puntante come obiettivo. Io desidero praticamente come idea di progetti nostri di portare questo patrimonio di arte orologiaia che viene riconosciuto dall'UNESCO, cioè come patrimonio immateriale. Cioè, secondo me questo sarebbe un obiettivo incredibile che veramente dà un significato alla nostra storia, perché valorizza i mestieri, cioè l'immaterialità è proprio valorizzata. L'invenzione, la creatività delle persone, le capacità scambute e quindi dà una testimonianza concreta che siete conosciuta da tutto il mondo, come giustamente ha messo in evidenza la dottoressa Verdeon, il non Solari voi alle noto in tutto il mondo noi vin dei Chiarnieri, dei Furlans che praticamente di questa storia è viva e qualche si tratta delle persone, la persona sa di sì, l'orologio all'aeroporto, e quindi questo tipo di informazione noi l'abbiamo valorizzata anche soprattutto nei paesi che noi stiamo facendo ricerca. Ultimamente io ho avuto l'occasione, la fortuna di chiattare dei musei a Dubrovnik, che sarebbe Ragusa, e successivamente sotto là che praticamente ha dei musei che valorizzano e contano la nostra storia, là che sono degli orologi solari che vengono contati, rappresentati e questo succede sia a Ragusa che a Cetinje. I vin praticamente una storia di orologiars nostri che hanno creato un centro logistico a Sparato, là che praticamente è in assoluto un nostro bisnonno ha avuto una figlia nascuta a Sparato e a Sparato era una comunità di Chiarnieri che era soprattutto che esercitava il mestiere di tessitura, quindi al di là della nostra storia, la nostra storia praticamente si appoggia alla storia dei tessitori che hanno visitato tutta l'Istria, la Dalmazia, il Montenegro e quindi si crea una conoscenza approfondita di altri tipi di mestieri e quindi fa sentire conoscere in che maniera che andare una collaborazione fra le persone, noi la chiamiamo una parentela allargata, cioè la parentela allargata consentiva rapporti fra le persone che praticamente collaboravano pur conoscendo il mestiere di tessitura e erano in grado di fare manutenzione orologi, perché una delle caratteristiche dei nostri mestieri antichi è la multiattività, cioè non esisteva semplicemente un mestiere dei nostri paesi, esisteva più mestieri e ogni famiglia sapeva fare tante altre attività e questo è un elemento che valorizza la creatività delle nostre persone, quindi io cerco di
di incredibile nella nostra vallata è la capacità di creare, di costruire e di immaginare che gli esempi che fatti prima dei Olois lungo il percorso esprime proprio la capacità creativa della persona, non semplicemente una produzione industriale, ma una produzione di tipo artigianale ma innovativa. E il museo, il valore che l'UNESCO non può dare valorizza proprio il mestiere come capacità di arte orologiaria e di creatività. Cioè, quindi valorizzando il mestiere, quindi ricostruire una competenza e mantenere una competenza nel settore della meccanica di precisione. C'è che è succeduto in maniera simile negli archi alpini che hanno già ottenuto questo tipo di riconoscimento. Ultimamente vince che in Slovenia hanno ottenuto il riconoscimento di UNESCO immateriale semplicemente perché praticamente hanno degli orologi da Thor nelle città più note della Slovenia, cioè a Ptuj, a Ljubljana e a Pirano, hanno degli orologi antichi che loro hanno valorizzato e hanno ottenuto. Allora noi diciamo, ma è possibile che non chiarniei, che venga un patrimonio di 300 anni di storia, che ne riviene, e squigni poni su un obiettivo da genere, cioè secondo il mio punto di vista. Questo è il messaggio che io poi lasciavo alla storia che noi abbiamo studiato, che valorizziamo, perché è un elemento distintivo. E questo sarebbe veramente una bella occasione, 300 anni di storia di vita, riconosciuta dall'UNESCO. Perché io dico, se la nostra storia viene contata a Sparta, viene contata a Dubrovnik, viene contata a Cetinje, in chiamò Oloias che contano, ma sono i musei loro che sono i nostri orologi. Noi orologi nostri si ubicono nel campanile di Pirano, che è un campanile che ha 40.000 visite all'anno di persone, no? Io vengo a Mago, io vengo ad Arbona, io vengo praticamente a Sparto, a Dubrovnik, a Ragusa, e io a Cetinje. Noi potremmo creare relazioni con questa comunità e valorizzare questa storia, perché la storia viene contata dai manufatti che sono dal mondo. Assieme, e questo tipo di valorizzazione, secondo il mio punto di vista, ha contribuito enormemente a Remigio, qua che praticamente ha inventato un orologio che è diventato una novità assoluta del mondo intero e che ha consentito di costruire il primo indicatore, che è stata praticamente un'innovazione assoluta e che hanno portato praticamente il fermo alla i vin Gnofradi che l'è vissuto praticamente a Pesaris, però comunque ha girato tutto il mondo, cioè lui praticamente restando a Pesaris l'ha fatto conoscere i manufatti in tutto il mondo, e questo è un elemento importantissimo. Noi vogliamo valorizzare due persone, una è Giovanni Battista, perché ha favorito lo sviluppo commerciale nelle aree della Dalmazia, e Remigio assieme a Fermo, che invece praticamente ha dato uno sviluppo incredibile, perché hanno inventato orologi che sono diventati patrimonio di tutto il mondo. Ecco, e su questo io qui mi ricordavo Maria Grazia Menegon da Solibri. E prima dice che la storia, la memoria, io riguardo sono l'identità e il patrimonio di un popolo. Per capire la vera identità di un popolo, tutti attorno ai Trois che per secoli la nostra gente ha fatto, partendo da Pesaris, arrivando in Istria, Dalmazio, Montenegro, per portare dal 1800 gli orologi a Campanioli. Una storia vera che Maria Grazia Menegon, sua nonna, era Solari Margherita, è scritta sopra i libri L'enigma delle 775 sante messe. Lì io vado personalmente in Dalmazia a visitare loro. Allora, già come Giovanni Battista Solari, che prima lo ha ricordato, lavorava con i suoi orologi e campanili in Dalmazio e tal Montenegrin dal 1853. Si presentava dai priedi di zona su raccomandazione di pre Leonardo Morassi, plevandi da Mar, e facevo di tanto smesso a ventilare, documentato ben 675 a chi da che libri.
Parudà che sparocchiamo stanno poveri, un bel biglietto da visita di solidarietà, cal continuo col vescovo Tito Solari Bolivio, cali soffrati. Mi ricordo io di mio fratello le chieste, che mi fa praticamente sorridi, che praticamente mio papà il figlio voleva, praticamente aveva scelte come so praticamente continuatori di questa arte orologiaia, Tito, io li la premio, non si continua. Questa sta praticamente, mentre Tito, con che era al liceo a Tomic, alla scelta, quindi la volontà di mio papà di iniziare la professione di preti. Tanto è vero che mio papà ne ha consentito di scegliere questa strada fin quando aveva risultati. Cioè, quindi mio papà ha fatto di tutto per mantenere Tito, e Tito aveva delle capacità notevoli, cioè lo accompagnava sempre, lo portava qui in fabbrica, io orologi, le macchine, no? Quindi aveva avuto questo tipo di preparazione. Purtroppo la scelta, comunque scegliendo questa strada ha portato praticamente il nome dei valori dei Chiarnei in tutto il mondo, aiutando le persone, creando ospedali, creando scuole e favorendo, dando un significato forse più sensato, più ampio di ciò che riviene dalla nostra vita. E di la parabola a uno cubio che hanno lavorato per 35 anni solari. I sono uomo e femmina, Martin, Silvano e Rita. Allora Silvano ha lavorato 35 anni, dopo si interina sua femmina Rita, però mi hanno precisato che sono 56 anni di matrimonio, un esempio più unico raro. Silvano, ci facevi sto archite solari? Qualche lavoro archite solari. A che si tratta solare che si chiama in Svizzera, si tratta solare. A che il primo lavoro che ho fatto mi ha messo in premontaggio. Dopodiché abbiamo passato in altri reparti e si parlava prototipi. Ho fatto un tranche a 10-4 e dopo ho voluto andare in Africa. E sono andato in Africa, nel Sud Africa. Allora sono arrivato in Sud Africa, sono arrivato con la strada di lavoro, c'era la cerca di lavoro. Io ho avuto la fortuna che c'è stato un grande stabilimento, che è un rabbinatorio praticamente. E lavoravi 12 ore al giorno, 7 su 7. E ho fatto qualche soldo, no? E fatto qualche plata. Dopodiché della Sudafrica sono venuto in Italia, ho fatto 2 anni. E sono tornato alla platea solare. Dopo l'entrata solare è passato Cirepas. È stata in Calvario, ho fatto serigrafia, dopo premontaggio, dopo sono andato in attrezzatura e là ho imparato veramente il mestiere. C'erano gli operai che hanno lavorato in Svizzera e sono venuti qua con le loro novità e abbiamo imparato tanto di questi 2 personaggi, no? E dopo di là ho fatto un periodo di attrezzatura e poi abbiamo passato il capo reparto di officina, ero responsabile della meccanica praticamente. Dopo potevo andare in pensione prima di 60 anni, però il lavoro che mi piaceva e sono andato a 60 anni e sono andato in pensione a 60 anni. Tutto là. Silvano, voi ho tante volte tu continui a fare con lavoro per solari. Tu che cosa essi più che bravo? Ho avuto sempre la fortuna
da Solari, che era qui il capo della produzione, mi ha chiamato se volevo lavorare per la Solari, perché avevano molto lavoro e non arrivavano a mantenerlo. E mi hanno dato da fare stampi a casa, no? Ho lavorato 4 anni, facevo i stampi, venevo qui alle 6 di mattino, fino alle 8 di mattina che andavo a replicare e a preparare il lavoro, e lo portavo a casa, che avevo i macchinari anch'io a casa. E lavoro tuttora ancora per la Solari, faccio dettatura. Ecco, complimenti Silvano che a tante montagne continua a insegnare Solari. Allora, Rita, tu hai lavorato tanti anni Solari e ero all'avanguardia in che viaggio lavorare una femmina, perché una femmina maritato con 2 frutti. Tu dritto anche lì su Giacomo, che come lo vive responsabile di produzione, e tu sei venuto a che Solari per dire in opposto, tegni lo frutto e vieni a lavorare. Ci tiene risponduto? Quando sei là per licenziarmi, perché avevo il frutto, allora mi sappiamo la solo persona e detto licenziarmi. Che è stato il parone su Paschiala e mi ha detto, gli ho contato così e così, il dottore. Noi a poi, mi facciamo in uffici, quando mi da fuori una legge che tu puoi stare in 6 mesi in casa. E così è stata. Sono stata veramente brava. E 4 femmine in troppo seri, qual era il vostro lavoro? Io ero in montaggio praticamente. I mettevi ogni tox, no, ancorinas, tox per montare l'arloi. Dopo i ritocchiavi l'arloi perché le imballava. E dopo è stata il trapano, sfilettatrice, un po' di tutto, ecco. Ma c'è è stata la fortuna, veramente, era una famiglia, brava, veramente. C'è voluto dire per te come femmino e per tanto usato, sì, io un lavoro sulla quarto di chiesa. E che volta non era, noi era proprio una ricchezza la Solari, perché ho lavorato alla campagna, non era noi a Chieti. Troppo femmine ero a Dio Dio. Che volte vengono su una decina, perché nel senso era il registratore, che una roba per ferrovia dello Stato, vengono su un gruppo di femmine, ecco. E dopo scendeva in la marina, per la pignata, era una stanza bassa che si mangiava, si scendeva a bagnomaria e tutta la compagnia. E era così. Beh, una piena soddisfazione e un grazie Solari. Sì, ringrazio la Solari, sì, veramente, bravo. Ecco, lui invece emigrò da Pesario a Udine. Io sarei uno degli ultimi di che sono venuti a Udine, no? Dal 38-39. Però non hai potuto proseguire il paterno, no? L'attività paterna perché è stata ceduta, no? La Solari, proprio quando io avevo finito gli studi, è stata ceduta, no? La Pirelli, che volta dopo ha avuto passati vari finché è arrivata a oggi. Io ho posto il nome di che ho veduto con che era piccolo e ho veduto in azione il Remigio che era un fuori classe da meccanica, no? E lui ha veduto lavorare, fumare come un turco, arrabbiarsi e insistere finché risolveva quasi il problema. L'ultimo toccava a mio pari, perché era non è uffici prototipos, e quindi farlo funzionare fin da me. E anche lì, no, sono andato con giovani, il lavoro di
ciò che succedeva, e vedevi, no, che erano in Wins, in buoni rapporti, tutti quanti, no? E anche gli operai che erano di pesaria, no? che erano messi in questi di responsabilità, e insomma era una famiglia, ecco, e tutti volevano buono a Remigio, perché no, era votato al lavoro, no? Era sempre che pensava di fare nuovi progetti e nuovi titoli degli orologi, perché era fermo che vedeva, no? Che insomma si presenta qualche novità, dopo la Int si allontana, così, e allora ogni anno tutti aveva fatto un brevetto così, no? Per portarlo alla fiera di Milano. Ecco, e che brevetti venivo fotografati, che attivano di guida dei libri di Antonelli e tal museo, e so pare o so nono Iandè, ma sì, facevano fotografare questi brevetti, e dicevo, ma è chiaro, lui fotografo, ma ciò che valeva la pena. E come la parabola a Roberto Solari, che arriva io da Truia. Io me non di Truia vi chiamata, sì, io c'è il poema ben plantati, vivo. Allora Roberto, all'imprenditore artigiano, restauratore di orologi storici, e contavo che lui non era latinista e imparava a fare l'orologio, e facevo 10-12 anni, vendendolo a 150-200 francs l'uno. Rubose tristini, come ci mutese la situazione? Beh, io so infatti come Calestardette, il discendente, mio nonno l'ha attaccato a lavorare in solari dagli anni 30 e dopo, una volta in pensione, l'ha attaccato la sua attività in chiesa, portando sotto i fish, e dopo sono arrivato in Chio, quindi mi sono chiamato in azienda per osmosi e sempre fatto questo mistero qui. E, oltre al restauro, facciamo comunque anche orologeria monumentale, non implants e automazione campane. E voi la situazione è quasi completamente differente a livello estetico, diciamo che l'orologio è sostanzialmente sempre compagno. A livello prestazionale, il comando è elettronico, il servomotori, piuttosto che ingranaggi e sistemi meccanici e tarature manuali. E la soddisfazione, l'idea di proporre questi 300 anni patrimonio dall'UNESCO. Sì, di che roba che sinceramente recentemente sono venuta a conoscere di questa possibilità, è stato proprio l'ha detto lui in anteprima. Esattamente, io sono ignaro di questa roba qui, dice appunto che al CEO si sta occupando di questa roba, no? Quindi io sono fermamente pronta a ottenere questo tipo di risultato, perché effettivamente è una roba nobile. E a collaborare a Covento. E certamente. Ecco, e di una parabola a Rosa Solari, che è presidente dell'associazione Amici della Orologeria Pesarina, Giovanni Battista e Remigio Solari. Allora intanto ringrazio Rosa che mi ha messo a giù tutto questo sorto persone con queste testimonianze di vita. E volevi dire, Rosa, lo capità più prezioso di Chiarni, l'intelligenza, l'abilità, il gusto e la passione diventassero un lavoro. E alle proprie questo che hanno radunato a chi vuole. Ci ringrazi tanto, Novella, ringrazio Celestino, che vi ha scelto questo luogo perché le colme di memoria, da vita e da storia, dal spirito, dal nostro Int. E ringrazio moltissimo la dottoressa Bredeon, che vuoi avviare le portas di questa faria dagli orologi a tutta la Int, chi viene i rappresentanti di tutti gli operai e le operaie, a chi viene i rappresentanti dei nonnos, dei paris, dai bisnonnos, a chi è una grande storia che vuoi si raduna attorno di noi. E noi dall'associazione, che io ringrazio tutti i soci dell'associazione che da 5-6 anni stanno lavorando col cuore per conoscere questa storia, perché conoscendola a poi dà vita
e a futuro a nostra comunità. Se non la perdim, come la diceva la dottoressa Bredeu, tutta si sfanta anche le novità di voi. E ringrazio il presidente Paniccia perché ha voluto fondare la sua azienda nuova unificando i dos solari sulla memoria di questo ingegno. Un ingegno che è chi cresciuta anche, che appartiene, come diceva Ceo, a Chiarnia. Noi coltiviamo una speranza e la sindaca che ha i testimoni di questo il suo impegno per il museo, per Pesari e per Val, che Pesari e l'intera valle posi vivi, voi come un team, entia dagli orloghi, non solo, ma entia, che si sviergi questa opportunità di vivere dagli orloghi, di vivere come opportunità lavorativa, e sino a chi, ma entia come opportunità culturale formativa e come opportunità turistica. Noi teniamo un gruppo a studiare e a farla conoscere questa storia perché la cultura, dal momento in cui il paese si spopola, diventa il trade union con la memoria. E teniamo un gruppo ai giovani, e i giovani, io vi contattati, accetta il contatto di mettersi in gioco e ai nustanti all'anno. Hanno bisogno che questa memoria la continua e la conoscina. Loro sono pronti, ma se non ardiamo questo strumento da conoscenza e da trasmissione diretta, voi che le famiglie sono piccole e che non sono tutte come i nostri coniugi che hanno un figlio e un nipote che continua, la memoria si svanta. Quindi tenila e noi ci impegneremo sempre a continuare a studiarla e vi coinvolti tutta la comunità degli orloiari su un bel gruppo che viene testimoni e vi coinvolti anche studiosi, vi coinvolti il mondo accademico. E voi a chi voi ricordare 2 o 3 soci che non hanno fatto strada da questo impegno da memoria, e sono Bruno Macchi di Pesaris, che poi è l'alta Udin, come diceva Gildo con la sua famiglia, Daniele Crosilla di Entrampo, Adelchi Puschiasis di Rigulare, la cui ricerca dagli archivi e non stanno dando una dionda speciale. I riguardi entia col corvo e dos feminas che la nostra signora che hanno fatto testimonianza, Luciana Snyder di Rigulat e entia Sandra Stefanutti, l'ultima impiegata da Solari che proprio ieri è venuta a mangiare. E è l'unica che non ha contato la storia fin dall'ultima di che questa fabbrica si è scerata. A tutti col cuore, grazie. Ma volevi domandarti Rosa, io appena arrivato qui con Tio Bobinoro e ho veduto uno fameo, due chiacchiero la Marilengo e ti hai detto questo rubo che mi aveva colpito, però tu mi hai detto che la Marilengo gli è stato inventato per terminologia tecnica di Arlois e questo qui è un rubo unico e poi mettuto sul chiarto ufficializzato dal gran glottologo Giuseppe Francescato. Allora, dai teams dopo la seconda guerra, a chi come diceva Silvana e la sua femmina era una comunità grande che degli Orloiars, è stata frequentata da Giuseppe Francescato, il professore di glottologia famoso in Friuli, in Olanda, e che il professore l'ha sposato una Solari proprio, l'ha sposata la figlia di Ciro Solari, mio barba, di cui vi chiacchierate prima, e ha avuto modo di conoscere la comunità degli operai. Se lui che era un curioso da Lenga, più curioso di noi, che volevano imparare l'italiano e lui squiergeva che noi avevamo da chiacchierare il furlan, il chiarniel dal puest proprio, che a chi aveva chiappato la sua caratteristica, veniva da fabbrica e ascoltava gli operai, sui quali chiacchierava in furlan. E c'ha il fatto, l'ha ascoltato, lo ha interrogato e l'ha scoperto che loro, da questo chiacchierà quotidiano, hanno addirittura inventato certi termini che mangiava, cui era necessario per denominare o da stazioni oppure dai tops dall'orologio. E c'è il fatto, l'ha raccolto questa grande e importante testimonianza definendo un piccolo vocabolario che è documentato in voi che è comparso sui libri. E riguardino che questo glottologo, proprio te stessa anche, è stato interpellato dal professor Morpurgo di Udin, che lo aveva accompagnato in Olanda,
e aveva costruito il glossario dal famoso astrario del Dondi, che è il famoso manuale depositato alla Biblioteca Pontificia, data ci conta c'è mucca le nasciute e costruito l'astrario del Dondi a Padova. Questo astrario che noi vi importate come associazione al Museo di Pesaris in video, che vi è avuto una ricercatrice che ha fatto la tesi su questa storia e che ha donato al Museo di Pesaris attraverso l'associazione la storia di questo astrario del Dondi. E Giuseppe Francescato l'ha fatto il glossario che è depositato a questo famoso libro. Dopo 100 anni, si intornati a chi aveva che lavori che hanno fatto la nostra Ind, dal 1920, pensai, e a chi non sa di questa storia di Tristims, Walter Rotter, lui è originario di Dentramp, ha lavorato una vita a Chite Solari. Walter, c'è impressione ti fa a entrare qui? Non ti dice per 100 anni che non tu eri, ma penso l'ingegno è nostro. A me viene un po' di groppo. A me viene il groppo solamente a pensare. A chi io sono stato un viaggio una settimana, perché non funzionava l'alternatore, era bloccato e non coventava corrente, perché avevi un gruppo elettrogeno piccolo. Avevi comprato una fresa un po' granduta e non assorbiva un po' di corrente. E allora io sono venuto e stato in quel tester che non ha so di time volts, perché sennò il macchinario non la vendeva questa roba. Allora chi l'aga, a partire da un posto che sarà 500 metri di distanza, che ha la presa, la tutta, e venivo a chi era l'alternatore che veniva che non si riusciva più, e a chi era la spalas. Qualche viaggio da Tompa veniva tanta di che aria, lava dentro la sfoglia sacca su, veniva la sfoglia sacchia, si arrivava a casa a turno e mangiava la corrente. Allora, un che si chiama Aulo Martin, che è da Truia, annettava che io dicevo tu vai un'età bassa e io la vissu lassù, ma qualche viaggio n'era un metro alto di scendi di neve. Io la vissu lassù, io avevo un rastiello lungo circa 2 metri e mezzo, con i tazzi e il mani di fier, senza manecce. Se lui chiappava a capo a netà tutti i rastielli, le due netà claps, e lui parioli di fare la identica staga e di viala. Quando veniva canto in sompio, io devi che cominciava a barlumare un pelin la slus, allora forse attacca là. E tornava venuto per preparare la luce e la corrente perché avevano di venire a lavorare dopo. Dopo il fatto che si lavora qui, io e quest'aula scrivo invece scurs, in pia la stua, dopo avevano le stue che a voli pesanti, o nafta, non so se erano che avevano un gel e si impiava in chiesa, perché prima avevano in 2 stue che via basta che ti ripar svecchio, mettevi dentro il par, li preparavi il sitic e dopo se la si impiava per vecchiare. Dopo la modernità te la rende avanti, avevi introdotto qualche stua a kerosene, dopo avevi introdotto un po' di stua a elettrica e si andava in così. Però Walter mi viene di pensare e da dire che la luce elettrica fin dal 2000 e quante no ero che veniva prodotto de ago, l'energia elettrica veniva prodotto de ago. Avevi una concessione, io mi 1970 mi pare. Ma attenta, io mi pensi che ai teams qui era una tassa governativa, mi sai, se non sono esatti, era di 12.000 francs. Sull'ago che si pagava questa concessione. Poi dopo avevi che gruppo elettrogeno, dopo avevi scritto un altro gruppo elettrogeno e là andavano man mano fin quando dopo si arrivava che vincono l'Enel, che vincono fare l'Enel e così. Beh, ma lei giusto fa vedere? Alle lasciato là, che come lo sai, se non si chiata neanche la stiartas, dice che si pagava, che si aveva la concessione. Perché io di semplice, con la meccanica, se con la roba nuova che è come, si può dare anche farla funzionare, se non ha manco un paluche. A fa vedere anche l'ingegno di nostro. L'ingegno che era un viaggio. Allora abbiamo al CEO Solari che non conta il suo riguardo di questo turbino che ha 120 anni al CEO. Sì, prima di arrivare a questa turbina, lo stabilimento
dei solari, che era 200 metri sopra questa posizione qui, andava praticamente una ruota a mulino. Quindi la tecnologia produttiva dei solari nasce per il fatto che utilizzavi delle energie locali, che era l'EN e l'AGA, perché il valore fondamentale della nascita dell'artigianato, cioè praticamente la possibilità di poter produrre, significava poter avere un'energia che consentisse di far girare le macchine. Allora praticamente noi abbiamo avuto per 60 anni un gruppo, cioè un opificio artigianale che utilizzava il mulino per produrre l'energia elettrica attraverso il mulino. Questo qui è un passaggio tecnologico fondamentale. Con l'invenzione delle turbine Francis-Pelton, praticamente andare alla possibilità di costruirsi autonomamente una produzione energetica propria. E questo è un passaggio fondamentale nell'evoluzione tecnologica dell'azienda, perché con questo tipo di energia qui si poteva governare più macchine utensili. E quindi si è passata da una produzione artigianale proto-industria a una prima produzione artigianale di tipo